Appena 3 giorni di manifestazione del mondo agricolo e sono già 100.000 gli ospiti arrivati al villaggio Coldiretti di Milano in solidarietà ai produttori piegati dagli aumenti. Rincari che mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende e con loro i prodotti tipici che hanno fatto conoscere l'Italia e il Veneto in tutto il mondo. E a Milano nutrita la rappresentanza veneta per chiedere interventi urgenti perché, spiegano, il tempo delle parole è finito, adesso bisogna fare presto. Con il rincaro dei prezzi vediamo che la situazione diventa insostenibile per i nostri contadini e quindi siamo venuti qua per cercare di provare tutti insieme a dare una mano a noi stessi e anche a quelli che sono i nostri cittadini, perché dipendiamo da quelle che sono le nostre culture, le nostre risorse, che sicuramente sono meglio di quelle che possiamo trovare al di fuori dell'Italia e dell'Europa. Per chiedere aiuti al comparto agricolo, che è il settore strategico per il nostro paese. Gli agricoltori vogliono continuare a produrre ma non possono farlo in perdita e stanno pagando a caro prezzo sulle loro aziende tutti quegli aumenti che anche sulle nostre famiglie stanno ricadendo. La giornata è stata anche l'occasione per far conoscere ai visitatori e soprattutto ai più piccoli le produzioni agroalimentari che caratterizzano i nostri territori. Per far conoscere, per far toccare con mano i nostri cittadini, i nostri consumatori, il meglio del nostro Made in Italy. L'agroalimentare a livello nazionale cuba più di 500 miliardi di euro e solo a Padova abbiamo più di 1 miliardo.